Luca Parlatini oggi, dopo 3 sconfitte consecutive, è arrivata questa prima vittoria stagionale nel derby, dimostrando un grandissimo gioco in tutti e 3 i set. Sì, oggi abbiamo veramente giocato bene contro un avversario che era partito benissimo in campionato. Avevano fatto 6 punti in 3 gare, se l'avevano giocata anche con Offanengo e quindi la pressione era tutta dalla nostra parte oggi, ma ne siamo usciti veramente bene con una squadra coesa che ha giocato forte in battuta come primo fondamentale, tenendo la loro ricezione spessissimo lontano dalla rete, ma non solo quello, anche in tutto il resto del gioco abbiamo dimostrato molto feeling nel muro e nell'alzata attacco e molto sacrificio nella difesa per poi poter andare in contrattacco. Quindi gran bella partita oggi, gran bella partita. Anche nella partita scorsa con Offanengo si era iniziato a vedere sprazzi di bel gioco nei primi 2 set, quindi c'era la consapevolezza che in questo match si giocavano i primi 2 set, come i primi 2 set di Offanengo, poteva venire fuori una bella partita. Sì, stiamo allenando bene, in settimana stiamo allenando bene, stiamo allenando tanto la battuta e si sta iniziando anche a vedere. Stiamo trovando il gioco che questa squadra può fare, possiamo migliorare ancora, però siamo sulla strada buona, siamo sulla giusta strada. La prossima giornata sarà in trasferta a Crema, è un'altra di quelle partite che possono dire tanto sulla vostra stagione ed essere un buon banco di prova. Sì, quello che dobbiamo pensare noi adesso è giocare bene, giocare il meglio che possiamo, trovare ancora più feeling, trovare ancora più sicurezza in campo e poi le partite si vincono, si perdono, ma l'importante è giocarle con il cuore e trovare il giusto rapporto tra le giocatrici che stanno in campo. E visto che è la prima intervista che ti faccio, coach, vorrei da te un bilancio al momento di questo inizio di stagione con le tue ragazze e con lo staff. Allora, parto dalla preparazione. In preparazione avevamo fatto vedere cose belle. Man mano che si avvicinava al campionato abbiamo avuto un po' un calo. La prima partita a Gorle ci ha messo in grossa difficoltà perché abbiamo incontrato una squadra che difendeva tutto, sbagliava poco e abbiamo sofferto in quella gara. Non siamo riusciti a esprimersi e ce la siamo portata anche in gara 2, dove contro Busnago gli errori ci hanno condannato a perdere 3-1 con il quarto set ai vantaggi, ma comunque sbagliare 34 palloni in una gara diventa difficile poi portare a casa i risultati. Quindi un po' condizionati dal risultato della prima giornata abbiamo pagato anche la seconda. Da lì abbiamo iniziato a lavorare meglio, a lavorare in modo più duro e già con Offanengo si sono viste cose e oggi si è visto tanto, quindi siamo sulla strada giusta, ma il campionato è 22 giornate, quindi non siamo partiti bene, oggi ci siamo ritrovati, sta a noi giocarcela con le nostre carte nel modo migliore. E lo speriamo tutti, grazie Luca e in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a te.